Mariupol, satellite svela fosse comuni, le autorità locali migliaia di corpi, battaglione Azov nell'acciaieria, feriti e civili, ma non ci arrendiamo. Mosca, vogliamo il Donbass e tutto il sud, oggi telefonata a Putin Michel, salta l'incontro di giugno tra il Papa e il patriarca Kirill a Gerusalemme. Mattarella, il nostro 25 aprile, l'appello alla pace, non arrendersi alla prepotenza, solidarietà ad Ucraina, sia ferma, servono sacrifici. Francia, ultimo giorno di campagna elettorale, domenica i ballottaggi delle presidenziali. Nei sondaggi Macron stacca Le Pen. Giornata mondiale della Terra, lotta contro il tempo per salvare il pianeta, aumentano i fenomeni estremi e salgono le temperature. Nel 2021 l'estate più calda in Europa. Buongiorno dal TG1. Le immagini satellitari di Mariupol svelano nuovi orrori di questa guerra. Enorme fosse comuni dove potrebbero essere sepolte 9.000 persone, secondo le autorità locali. C'è incertezza sul destino dell'acciaieria, il reggimento Azov annuncia di voler resistere ancora, ma Mosca ribadisce la città è caduta. Una fonte russa intanto rivela l'obiettivo del Cremlino, non solo il Donbass, ma tutto il sud dell'Ucraina. Salta l'incontro previsto a giugno tra Papa Francesco ed il patriarca di Mosca, Kirill, e c'è attesa per la telefonata tra Putin ed il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ma cominciamo il nostro racconto dal campo e andiamo in diretta a Mykolaiv, nel sud del paese, dal nostro inviato Enrico Bona. E noi siamo davanti alla stazione ferroviaria di Mykolaiv in questo